Lo sto mandando. Buonasera e benvenuti dal centro sportivo Pietro Pisani, partita fra Academy Palermo Calcio e Torracchio, iniziata addirittura con qualche minuto d'anticipo. È stato giocato adesso il primo pallone della partita proprio dai padroni di casa, con Niceta che ha giocato subito verticalmente a cercare il proprio compagno. Si trattava di Orlando. Andiamo a leggere la formazione titolare dei padroni di casa, che si schierano con Tesauro in porta, poi Tiscione a destra, Ferrante a sinistra, Mannino, Mancino, Presti, Giacomo, Rimini, Nasta, Pavesi, Costa e Orlando. Leggiamo anche la formazione avversaria. Si tratta dello Sport Center Torracchio, che si schiera in porta Calabrese, poi Faso, Balsamo, Arcuri, Norrito, Barbarino, Giuffre, Bartolotta che è il capitano, poi Giuseppe e Giuffre, quindi ci sono sia Riccardo sia Giuseppe e Giuffre in campo, e poi Russo Luciano. Pallone giocato avanti da Ferrante, recuperato adesso dai padroni di casa, girato a destra per Tiscione, Auti destra, mette dentro, non arriva Pesi, arriva col numero 11, fa la rete dell'1-0 Cristiano Orlando. La sbloccano subito i padroni di casa dopo 2 minuti di gioco. È già avanti l'Academy col cross perfetto di Tiscione e il gol di Orlando che beffa la difesa avversaria. Si infila bene alle spalle nella difesa del Torracchio e fa subito 1-0 l'Academy Palermo. A sorpresa, subito in vantaggio, la prima occasione della partita. Bene Tiscione sull'Auti destra, ancora meglio l'inserimento di Cristiano Orlando che l'ha messa dentro. Costa gioca su Capitan Nasta che allarga ancora a destra per Tiscione, anticipato solo per un attimo dall'intervento di Ippolito, non è riuscito però a tenere il pallone in campo. Poi Costa fa scorrere benissimo il pallone, poi Mancino allargato per Ferrante, fermato dal pressing di Faso che mette dentro, rimpallo contro rimpallo, ha recuperato Ferrante, si impegna Pavesi, vince il rimpallo, anzi no, lo perde sul rinvio di Arcuri, quindi rimessa laterale per il Torracchio. Anzi no, la direttrice di gara ha dato rimessa laterale ai padroni di casa, sembrava avesse perso il rimpallo Pavesi, invece no, secondo l'arbitro, e l'Academy può costruire una nuova azione offensiva. Non c'è stato fallo su Costa, qui Nasta, limite dell'area, entra nel rigore, mette palla sul sinistro, non calcia, per l'ottimo intervento difensivo di Arcuri, che ha chiuso bene l'inserimento del capitano dell'Academy Palermo. Qui Orlando non benissimo con la rimessa laterale
Ancora con le mani. L'uomo che ha sbloccato questa partita, Costa, se la sposta bene, ne supera 2. Poi il lob dentro sempre per Orlando, che stavolta non arriva. Poi Niceta. Anzi no, è Mannino. Vince il rimpallo e guadagna calcio d'angolo. È proprio lui oggi, il numero 4, che gioca al posto di Niceta, Mannino, che proprio qui si avvicina a Costa per battere l'angolo corto. Invece batte dentro Costa con la testa, Nasta, non arriva nessuno. Si impegna a Rimini, che la tiene in campo ma poi la perde. Si distendono allora gli ospiti, si è allungato troppo il pallone, in questa occasione è Balsamo. La palla è stata recuperata, poi ancora ribatti a centrocampo. Ferrante con la testa, poi il pallone arriva a Costa che mette ordine e va bene da Mancino, che ha ricominciato proprio da Costa. Stavolta l'ha persa, riparte il Torracchio con Faso. Rimpallo contro Costa, è scivolata, ha recuperato il numero 10, poi ancora Nasta. Vediamo se la tiene in campo. Sì, l'ha tenuta in campo Tesauro. E ricomincia dalla sua area il rigore anche sul pressing di Giuffre. Presti Giacomo, incontro Costa, spalla alla porta, andava a sbagliare lo stop, rischia tanto. Poi bene Tiscione di prima. Nasta prende campo, tocco ottimo per Rimini. C'è stato il rimpallo, rimessa laterale che andrà a battere proprio il numero 7 Rimini. Palla in profondità, non arriva Tiscione, è arrivata invece la chiusura di Balsamo. Anzi no, era Norrito, numero 5 del Torracchio. Risolti forse i problemi della bandierina, ha battuto corto l'Academy, Nasta dentro il rigore, mette dentro Pavesi, liscia, ma arriva dietro di lui Presti Giacomo che fa 2-0 sulla linea di porta, il più facile dei gol, ma bello lo schema da calcio d'angolo dei padroni di casa. Non è arrivato Pavesi, è invece arrivato il centrale difensivo dell'Academy, Presti Giacomo, che fa 2-0. Partita già in discesa dopo appena 8 minuti e completamente in salita invece per il Torracchio. Sempre difficile venire a giocare qui in campo di casa dell'Academy, che attacca sempre benissimo la partita, offre un gran gioco, pressa sempre forte. Intanto Giuffre qui è partito in posizione regolare, destro, scivolata fantastica sul tiro di Giuffre, di Presti Giacomo, che ha praticamente fatto un altro gol. Calcio d'angolo per gli ospiti. Palla dentro, spiovene di rigore, non c'è deviazione, poi colpo di testa, prova a spazzare la difesa dell'Academy e ce la fa, va a pressare Pavesi, spazzato lunghissimo Norrito, poi a recuperare Nasta, è in posizione regolare Pavesi, servito adesso da Rimini, gli arriva il pallone, poi c'è fallo di Rimini. Batte Bartolotta.
A lungo il capitano. Bella palla lunga per Faso che si presenta al tempo play. Faso! Palo gol! A incrociare, battuto Tesauro. 2-1 Torracchio che riapre la partita. Forse poteva far meglio in questa occasione Ferrante. Ed è 2-1, partita completamente riaperta dal Torracchio che ha avuto 2 occasioni nitide nel giro di pochissimi minuti. Non è arrivato col colpo di testa Ferrante alle sue spalle. È arrivato Faso che ha battuto Tesauro con un destro a incrociare. Bella palla di Mannino per Orlando. C'è già stata subito l'occasione per riandare sul doppio vantaggio per l'Academy. È uscito bene però Calabrese in questa occasione. E spazza lungo. Ancora Faso. Stavolta Ferrante gliela ruba. Sombrero del 3 che poi mette in profondità per Orlando. Ottima chiusura con la testa Giuffre su Nasta che però ha recuperato il pallone. Poi sinistro! Fantastico di Rimini. Giocatona del numero 7. Non se l'aspettava Calabrese. E sono di nuovo avanti di 2 i padroni di casa. Col destro fantastico. Sinistro, scusate, del numero 7. Invenzione di Cristian Rimini. Non se l'aspettava qui Calabrese che era di poco fuori dai pali. Lob fantastico di sinistro del 7 che fa 3-1. Qua ancora di prima a servire Pavesi. Parte il numero 9 raddoppiato e chiuso da Arcuri. Ha fatto poi forse fallo Pavesi, non secondo il direttore di gara. Ancora calcio d'angolo Academy. Batte Nasta. Incontro Costa sempre corto. Lo vogliono rifare quelli dell'Academy. Da lì è nato il gol di Prestigiacomo. Va Nasta ancora dentro. Ancora Prestigiacomo che ha rischiato la doppietta. Stavolta ha chiuso bene Balsamo sulla linea. Poi Costa ancora corto. Nasta dentro. Arriva la smanacciata. Poi sinistro di Ferrante. Sì, no, non era Ferrante. Calabrese prima smanacciato, poi è andato col sinistro Rimini. Sembrava Ferrante. Ha cercato la doppietta il numero 7 ancora col mancino. Siamo lontani, giochiamo. Tiscione con le mani, Nasta, solito schema su rimessa laterale, poi palla dentro, non si è inserito nessuno. E allora palla spazzata, non può tenerla in campo Aieri. Messa già affidata ai piedi di Costa, che gira bene per Ferrante. Tocco per Mannino, porta palla Mannino. Serve Orlando che però aveva fatto il taglio. È passato il numero 11. Va ancora Orlando. Mette dentro col sinistro. Non la prende Nasta. Poi ci prova col destro Rimini. Fermato Tiscione a recuperare. Sombrero e contro Sombrero su Aieri. Ancora Tiscione. Salta ancora Aieri. Non riesce poi però a saltare Polito che ha recuperato Giuffre. Prova a cambiare tutto. Ferrante stavolta chiude bene con la testa. Avanti il pallone ancora per Rimini da parte di Mannino. Si impegna Rimini nel pressing. Non guadagna rimessa 3. L'hanno tenuta in campo quelli del Torracchio. Ha fatto poi fallo Tiscione. Ferro, troppo, non ti preoccupare. Quindi punizione Torracchio praticamente dalla linea di fondo campo. Va lungo, ancora con la testa liscio di Ferrante, poi destro! Ci ha provato ancora Faso, poi 2 volte. Ferrante chiude la seconda volta. Non è arrivato
prima Mancino e poi Ferrante. Ha rischiato ancora una volta l'Academy su questi lanci lunghi, forse soffre un po' la difesa dei padroni di casa e Faso ha avuto la possibilità di far doppietta. Qua calcio d'angolo, ha spazzato Nasta, poi ci prova col destro però altissimo Capitan Bartolotta, che è alto però. Vai, Peppe. Calma, calma. Sì, dai. Presti Giacomo. Oh, Giorgio! Impostazione dal basso dei padroni di casa. Tiscione ha perso il pallone. Presti Giacomo si impegna sul pressing degli Aieri. Poi Tesauro ancora corto, sempre dal basso ricominciano i padroni di casa. Costa ha toccato sulla destra per Tiscione, ancora Costa. Forte. 1 contro 1 a sfidare Barbarino, gira per Mannino che va in profondità, bene, verticale per Pavesi. C'è Orlando, c'è anche a sinistra Ferrante, servito adesso il numero 3 col sinistro dentro, bene, l'ha toccata 2 volte, rischia tanto il portiere del Torrecchio e segna col sinistro Rimini, doppietta del numero 7, erroraccio però di Calabrese e 4-1 per i padroni di casa. Doveva e poteva far meglio Calabrese sul cross di Ferrante. Non è però riuscito a far suo questo pallone e Rimini si è avventato come un vero rapace d'area di rigore e ha fatto 4-1 già dopo 16 minuti. Partita praticamente in ghiaccio. Pavesi ha recuperato un altro pallone, c'è Orlando alla sua sinistra, non lo serve, va Pavesi, replicato però Pavesi. Calcio d'angolo. Non è angolo. Si lamenta Pavesi. Voleva il calcio d'angolo. Palla regalata a Mannino al limite dell'area, mette palla sul sinistro, poi calcia. Stavolta è sicuro Calabrese. Calcio lungo per Aieri. Tiscione stavolta si fa fregare, va ancora Aieri col destro dentro per Giuffre. Aieri, poi Pulito si venga a arbugliare in mezzo a 2 maglie dell'Academy che ha recuperato il pallone e riparte Ferrante. Orlando, c'è Ferrante servito adesso il numero 3. Pavesi si è abbassato, palla da Orlando che la lascia ancora al numero 9 con la punta, servito Mannino limite dell'aria, pensa alla conclusione e la effettua. Paratona stavolta di Calabrese che si riscatta per l'errore commesso in precedenza, fa una gran parata sul bel destro da fuori area di Mannino che ha provato ad iscriversi al tabellino. Nasta mette dentro, quella che arriva ad Aieri, parte il numero 7, poi avanti per Giuffre, chiuso bene Mancino, poi Mannino a lottare, Ferrante a riconquistare centralmente per Nasta, appoggio per Costa che di prima sbaglia e regala il pallone ad Aieri e allora avanza Faso. Va il numero 2, palla in profondità per Giuffre, deviazione di Mancino ancora, Faso, Nasta che la fa rimpallare e recupera Mancino, di prima Mannino per Nasta, porta palla il capitano Pavesi col tacco, ha esagerato con la giocata per Mannino. Costa ancora palla sulla di casa, colpito l'arbitro però. Ne parte Costa. Ferrante. Ancora il 3.
prende il centro del campo, passa, mette dentro per Nasta, palla mandata fuori per Giuffre, Tiscione con la testa, ancora Giuffre, ancora Tiscione, mette ordine Costa, tocca per Mannino che sposta il pallone alla grande, poi con l'esterno in profondità Pavesi, si impegna il numero 9, prova la gran giocata con la Veronica, non riesce però a vincere il rimpallo, scivolata poi di Ferrante, ancora Pavesi a impegnarsi e guadagna, rimessa laterale. Bene questo pressing del numero 9. Costa fermato, perde il rimpallo, il numero 10 recuperata Faso. Incontro Giuffre, tocco sbagliato, ha recuperato Orlando che passa col rimpallo, poi scivolata perfetta a chiudere la sua azione offensiva. Rimini stavolta non controlla bene, Costa perde il rimpallo con Aieri, va il numero 7, tocca per Faso, prende campo il numero 2, c'è superiorità numerica però per i padroni di casa. Faso dentro, Giuffre passato bene, calcia dentro, è un tiro cross, forse quello del numero 9 che ha preso anche un colpo. Aieri poi l'ha riconquistata, palla per Polito che non calcia, solo sfiorata per un attimo. È partito Orlando in posizione regolare, è partito il numero 11 Orlando, scarta il portiere sinistro, saltato secco Calabrese, 5-1, doppietta anche per Orlando che risulta all'Alleo Messi al mondiale. 5-1, doppietta per i due esterni, le due ali d'attacco dell'Academy, Orlando e Rimini. Mancano ancora 15 minuti alla fine del primo tempo, siamo già 5-1. Faso si impegna, mette dentro Giuffre, sposta il pallone, perde il rimpallo, Costa colpita ancora Costa, Ferrante porta palla, tocco per Orlando, Pavesi, gran giocata con qualità il numero 9. Poi Mannino, c'è Ferrante, vediamo se lo serve, no, avanza il numero 4, serve l'inserimento di Orlando, gli rimane un po' il pallone sotto, il pallone arriva comunque a Nasta che calcia, non fa fallo, perde il rimpallo, poi Pavesi che voleva andare al tiro, ancora il 9, mette dentro, era buona l'idea, ma nessuno ha tagliato dei suoi compagni, e allora va lungo Calabrese. Costa la prende con la testa addirittura su Giuffre, anche se si levano molti centimetri i due, lotta sempre il numero 10 anche sui palloni alti, rischia tanto qui Tesauro, anche Mancino, spalle alla porta, esce bene però su pressing di Faso, poi Ferrante lungo linea, Orlando guadagna rimessa laterale. Costa, Mannino, Ferrante si sovrappone, Mannino riservito, se l'allunga il numero 4, è andato, fermato. Poi da Arcuri, Mannino fa scorrere bene, guarda la porta, finta di calciare, entra in rigore, stavolta fermato bene dal Russo, gli ha levato il pallone dai piedi, era passato bene però Mannino. Sì, Giacomo verticale, Costa, Nasta con l'esterno ancora per Costa, con l'esterno per Orlando, grande azione, Mannino, tocco per Ferrante, area di rigore per il numero 3, mette dentro. Era un'azione fantastica questa dell'Academy, mancava soltanto il gol per completare la
l'azionissima dei padroni di casa. C'è stata però l'ottima chiusura di Russo in calcio d'angolo. Tocca corto, Costa, grande giocata di Mannino, area di rigore, finta Mannino, parata col piede di Calabrese, che nega la gioia del gol ancora una volta al numero 4, che lo sta cercando con insistenza. A te Costa, il calcio d'angolo, dentro la palla passa tutta l'area di rigore. Nasta non è riuscito a toccarla. Poi messo giù Orlando. Non c'è fallo. Ieri avanti Giuffre. Si prova a girare il 9. Contrastato a Mannino. Non arriva neanche a ieri. Adesso sì il numero 7. Vuole fallo, lo ottiene. Girati, guarda la palla, guarda la palla. Ferro, sei troppo stretto. Mancino, staccati, Mancino. Bartolotta, lungo, si gioca come arriva con la testa. Sembrava laterale per il Turracchio. L'ha affidata invece ai padroni di casa. Costa, Nasta, ancora Costa. Giocatona del 10 su Giuffre. Prende anche una scarpa. Mancino, dai la soluzione. Nasta in profondità, benissimo per la sgroppata offensiva di Tiscione, che mette dentro, non arriva Orlando col tacco sulla smanacciata di Calabrese. Poi Mannino alza il pallone, non può arrivare ad Orlando. Costa si ferma, ancora giocatone del 10, poi la perde sul pressing di Polito. Ancora Polito in azione offensiva, chiuso da Prestigiacomo. Pallone regalato a Nasta. Poi benissimo Mannino, non per Rimini ma per Tiscione. Scambiano ancora Rimini e Tiscione, non si chiude il triangolo. L'ha recuperata comunque il 2. No, perché ha fatto fallo. Battuta lunghissima. Mannino col petto, stavolta non la controlla. Faso vince il rimpallo, si ferma il numero 2. Ancora Faso, bene il controllo, poi palla avanti, ha chiuso Mancino, si lotta a centrocampo, Bartolotta, ancora palla per Faso, Ferrante alla riconquista. E allora Nasta va da Prestigiacomo, verticale, incontro Rimini. Nasta, lunga in profondità per Pavesi, che lascia scorrere Pavesi, entra dentro il rigore! E col destro mette fuori, sembrava gol, ma non si gonfia la rete per il numero 9, che non riesce a metterla dentro. Rimessa laterale per il Torracchio. Sono in carica Russo, poi Faso, la tiene in campo Orlando. La palla arriva a Pavesi, è scattato Orlando, chiusura puntuale di Arcuri, punita però con fallo.
A sinistra, va. Si è lamentato un po' Arcuri. L'arbitro non era fallo. Secondo la sua opinione, batte la punizione Nasta. Corto però. Mancino. Festeggiamo. Falla girare, largo, Robby, largo, gioca largo però. Ce l'hai. Vieni la soluzione. Nasta. Orlando c'è. Ancora, rapido. Bravo. Sinistra ancora per Nasta. Di prima per Pavesi. Grande azione. Pavesi passa il diretto avversario. Pavesi non calcia. Ha perso troppo tempo. Il numero 9 aveva lo spazio dopo aver superato Arcuri per calciare. Se l'è sentita. Forse è un po' scordinato. Ce l'hai largo. Mancino. Centrale Mannino. Ancora Mancino. Ancora. Ferrante. Il campo. Però se porta fuori il numero 3. Stavolta però l'ha riconquistata e va avanti da Rimini. Orlando è in fuorigioco. Va bene, dai, posizione. Lancio lungo. Ferrante non arriva ancora con la testa. Faso dietro di lui. Avanza, non supera Mancino, poi scivolata di Ferrante che la ruba solo per un attimo. Anche Giuffre con la testa, anche Tiscione. Poi arriva Nasta ad aiutare. Ieri si sposta il pallone, mette dentro per Giuffre. Mancino anticipa addirittura Tesauro in uscita. Poi Orlando l'ha tenuta in gioco. Bene. Il numero 11 prende campo Mancino. Il pallone arriva pulito solo per un attimo perché ha recuperato Nasta. Si ferma Rimini, centrale per Costa. Inciampa sul pallone pulito. Rimini lo riconquista. C'è Mancino dietro Nasta che ha un altro possesso. È verticale. Voleva servire l'inserimento di Costa. Ottima idea chiusa da Arcuri. Poi il pallone arriva a Rimini. Azione personale. Stava per calciare col sinistro. E c'è stato fallo da parte di Barbarino. Si arrabbia tanto. C'è di punizione dal limite dell'area. Allora per l'Academy. Batterà Mannino. Batte il numero 4. Alto però. Alla lunga. Ho toccato Pavesi con la schiena. Poi il pallone arriva a Giuffre. Costa fa scorrere. Suola si ferma il 10. Resti Giacomo, ferma. Qui a sinistra. Rischia Orlando, l'ha tenuta in campo. Mancino, incontro Mannino. Primo controllo sempre perfetto del numero 4. Scambia ancora con Mancino, la tiene in campo. Giocatona di Mannino. È passato il 4 dall'altro lato. C'è Tiscione, grandissima palla, un po' troppo lunga. Idea però fantastica del 4, un po' troppo lunga e Tiscione era anche un po' troppo indietro, ma resta comunque la grande idea. Proprio lui adesso a mettere giù. Non c'è fallo di mano secondo l'arbitro. Poi Mancino tiene in campo il pallone per rimpallo contro Faso. Laterale Academy.
Falla girare, c'è il mancino, falla girare, dai. Mancino. Dai, ancora l'Asia. Ancora Ferrante Costa. Festeggiamo Nasta all'esterno, grandissimo. Il pallone per Costa che col sinistro allunga per Mannino, imbucata per Rimini. Ma non è passato il pallone. Ultima azione probabilmente offensiva di questo primo tempo per l'Academy. Costa, Mannino e Nasta scambiano i due, anzi i tre. Colpito ancora arbitro, è la terza volta probabilmente in questo primo tempo. Se l'è allungata Costa e l'ha persa. Giuffre c'è ieri solo dall'altro lato, non l'ha visto nessuno. C'è vantaggio. Faso, Giuffre, recupera Mancino, poi Pavesi. La squadra! Gioca con la squadra! Fermato. Costa, Faso ha segnato forse 3 minuti di recupero. Dietro di gara Costa, Mannino, limite dell'area, pensa alla conclusione, non ha spazio, mette palla per Orlando, gran finta, messo giù. Non c'è calcio di rigore. Fallo di Arcuri su Orlando, sembrava netto da qui. L'arbitro ha detto no, Faso. Il pallone per Giuffre con la testa Mancino. Ancora Faso, fermato Costa. Incontro Pavesi, di prima ancora per Costa, poi Orlando è partito in posizione regolare. Esce bene Calabrese. Nasta, Presti, Giacomo. Rimini. Posizione sempre puntuale di Tiscione, stavolta serve Nasta centrale. Costa, fermato da Faso, ma il pallone come una calamita ritorna sui piedi di Costa che ha servito Ferrante. Si ferma il numero 3 e riserve il 10 che oggi gioca da vertice basso nel ruolo di Niceta. E Mannino da mezzala nel suo ruolo naturale. Nasta si gira alla grande, 2 tocchi per Tiscione, incontro Pavesi in profondità, Rimini, servito bene il numero 7, va in profondità, si ferma, punta l'avversario, lo salta, tiene dentro il pallone, Nasta! Gol anche per il capitano, 6-1 per l'Academy alla fine di questo primo tempo, ma grandissima l'azione da parte di Rimini, che fa anche un assist per il suo capitano sul fondo, azione personale, saltato netto, Balsamo poi mette dentro, inserimento di Nasta che fa il gol del 6-1. Pavesi a pressare e a riconquistare, poi pallone perso, è rimasto a terra però Bartolotta.
Rientra in campo adesso Bartolotta, che si è rialzato. Lancio lungo, terra Mannino, fischietto in bocca, fischia ancora, Pavesi, tacco, Mannino, limite dell'area, Mannino non spara, tocca per Pavesi, palla deviata e finisce qui. Il primo tempo, Academy Palermo avvalanga sul Torracchio 6-1, ci rivediamo fra pochissimo col secondo tempo. Amici di Sportisti, ciao da Salvo Giracci, siamo live dal Polisportivo e Fulgatore Giracci, 23esima giornata del Girone A di eccellenza siciliana. La finta e la battuta respinta, allontana l'Oppizio di testa dopo il tiro di controbalzo di Manuel Natella. Giracci in velocità con l'avanzata di Giovagnoli, verticalizzazione, Marzio Fernandez entra in area, non esce il destro, Daguanno il suo destro in mezzo, colpo di testa verso il secondo palo di Onuoa. Lancio lungo verso Genna che manca l'aggancio per pochissimo. Scalisi, Marzio Fernandez per la corsa di Pineschi, cross in mezzo col mancino, secondo palo del Monego ad anticipare De Morra, prende Pineschi, passaggio dietro, pallone che scorre e libero Giovagnoli per calciare. Parte Pineschi, primo palo, pallone dietro, Scalisi, tiro respinto, De Morra lo ricicla per Diego Fernandez, Grimaudo. Invece parte l'ala, oltre la traversa, alla battuta c'è Todaro, parte lui, la chiama Barbagallo a vuoto, Razak vicinissimo a calciare, sempre il Fulgatore in proiezione offensiva. Onuoa, pallone dietro, Daguanno lo riserve per la conclusione di Natella. Natella, lancio morbido in aria per l'ala, cerca di coordinarsi Onuoa, poi Razak stava aspettando il pallone, lo spazza via Ogbonda. Ritorna a farsi presente la pioggia, Genna all'interno, Natella, area di rigore, cross basso dietro, scivolata di Scalisi, cerca di calciare Onuoa, Ogbonda, Albanese, legge i tempi contro l'ala e può avanzare, ancora Albanese, il cross respinto da Natella, è sempre del Giracci questo pallone, Giovagnoli, cross a rientrare, non ce la fa, colpirla di testa Guadagnoli. Il recupero di Scalisi su D'Amico, avanza il Giracci, pallone allargato su Marzio Fernandez, al limite Fernandez bloccato. La punizione di Scalisi, secondo palo, Guadagnoli! Giuliano Guadagnoli, gol annullato però per posizione di fuorigioco. Diego Fernandez contro Genna. Diego Fernandez, l'entrata di Genna alla meglio, l'esterno del Giracci mette dentro, deviazione, calcio d'angolo. Scadono adesso i minuti di recupero. E infatti è ufficiale lo 0-0 tra Fulgatore e Giracci. Una partita in cui non abbiamo visto un tiro in porta. Il rigore ci avrebbe dato un punto che però non so quanto avremmo meritato durante la partita, perché non mi è piaciuta la squadra, ma non mi è piaciuta tutta la settimana. Abbiamo preparato male la settimana, siamo arrivati molli come se il Mazzara 46 fosse una squadretta, ma chiaramente non è così, ce l'hanno dimostrato sul campo. Abbiamo regolato il primo tempo e poi il secondo tempo avremmo anche potuto pareggiarla, ma ci siamo messi per prendere il 2-0 3-4 volte in contropiede e non l'abbiamo preso per miracolo, per cui non sono soddisfatto, certo ero più contento se la pareggiavamo all'ultimo minuto, però i rigori si sbagliano, Gianluca ne ha sbagliati pochissimi con me, quindi niente da dire, il rigore sta designato, può capitare, si deve reagire, ma è chiaro che
tutti hanno perso in casa quest'anno, anche Nissa e Pro Favara, solo la Folgore non ha perso, quindi può capitare. L'importante è reagire, da martedì cominciare a lavorare duramente e mettere la concentrazione, la determinazione, l'umiltà che ci caratterizza, perché se noi pensiamo di giocare sul velluto, sulla tecnica e sulla classe, abbiamo sbagliato completamente atteggiamento. Ci mancano ancora tante partite e dobbiamo resettare e ricominciare. Le cose da questo punto di vista non stanno andando tanto bene. Adamo è rientrato dopo un lungo infortunio, ha preso un pestone al piede gonfio, non siamo riusciti a metterlo in campo. Ganci aveva fatto una contrattura, lo abbiamo fatto giocare 15 minuti, il lunedì è andato con la Juniores e ha avuto una ricaduta. E quindi insomma dobbiamo avere maggiore cautela, credo, perché sono giocatori importanti che ci servono tutti, e cercare di stare un po' più attenti. Sconfitta meritata, una prestazione la più brutta della stagione da parte della squadra. È inspiegabile la metamorfosi che abbiamo visto oggi, ma forse qualcuno alla luce dei risultati che erano stati fatti, forse magari ha pensato che, diciamo, di entrare in campo un po' con supponenza, sufficienza, e noi sappiamo che questo non ce lo possiamo permettere. Noi abbiamo ottenuto questi risultati quando la squadra ha lottato pallone su pallone, è stata grintosa, cattiva, ha voluto vincere. Oggi tutto questo non c'è stato. Non so se, diciamo, l'area di alta classifica magari ha fatto male, anche se in settimana, devo dire, un po' avevo annusato qualcosa che non andava, perché anche negli allenamenti non avevo visto il solito ardore e la solita grinta. Abbiamo regalato un tempo, non siamo scesi in campo nel primo tempo, anzi, diciamo, siamo stati fortunati a finire il primo tempo soltanto con un gol di distacco. Poi il secondo tempo si è anche giocato un po' meno, perché anche grazie all'esperienza dei giocatori del Mazzara 46 il gioco è stato molto interrotto, però devo dire che il secondo tempo la prestazione è un po' salita di livello e avevamo avuto l'occasione a pochi secondi dal fischio finale, un rigore ineccepibile, e purtroppo i rigori non li sbaglia solo chi non li tira. L'abbiamo fallito e non so quanto avremmo meritato il pareggio. Certamente la sconfitta è meritata, però diciamo, se avessimo segnato il rigore certamente sarebbe stato un punto d'oro, considerato che all'andata abbiamo giocato noi per 75 minuti e ha vinto la Mazzarese con un tiro in porta, quindi il calcio è anche questo. Però ci rimbocchiamo le maniche. Ovviamente io sto parlando della partita di oggi, non sto parlando del campionato. Il campionato resta sempre di alto livello e vanno ringraziati i ragazzi, però spero che questa sconfitta serva da monito, perché loro stessi devono capire che da qui alla fine sono delle battaglie calcistiche abbastanza intense, e se si gioca col piglio di oggi certamente rischiamo di fare brutte figure. È stato un arbitraggio un po' all'inglese, però non sono, diciamo, desidero non parlare degli arbitri. Ha fatto la sua partita, c'è stato il rigore, ce l'ha dato, non accambiamo scuse, nel senso che la sconfitta è da addebitare all'arbitro, la sconfitta è da addebitare a noi, alla prestazione in colore, quindi l'arbitro ha fatto il suo, ci sarà l'organo tecnico che lo valuterà, non intendo da qui alla fine della stagione esprimere giudizi sugli arbitri.
Si ricomincia il secondo tempo con 2 cambi per l'Academy. Sono entrati Berardi, il numero 15, e Bucchieri, il numero 16. Anche il Torracchio effettua 3 cambi. Vediamo chi entra Rini con il numero 16 e sostituisce il russo. Il colpello di Vicari è stato nel lato. Allora, vediamo bene, sono i 2 neo entrati, sono Rini e Cipolla per gli ospiti, Berardi e Bucchieri per i padroni di casa. Si ricomincia sul risultato netto di 6-1 per l'Academy Palermo, che ha strapazzato in questo primo tempo il Torracchio. Subito in azione offensiva con Ferrante, palla sul destro, finta, la mette sul sinistro e dopo pochissimi secondi c'è già la prima parata del secondo tempo di Calabrese sulla bella giocata di Ferrante, che si è spostato 2 volte il pallone, poi ha calciato verso la porta di Calabrese. Tanto primo pallone qua toccato da Rini, che gioca all'indietro, ha fatto fallo forse Berardi, non, secondo l'arbitro Nasta, recupera, mette dentro, Polito, deviazione, angolo. Vogliono batterlo corto i padroni di casa? No, perché c'è Rini a pressare. E allora palla dentro con la testa, Prestigiacomo ha rischiato la doppietta e il 7-1. Ottimo l'angolo di Nasta. Prestigiacomo era salito ancora una volta a impattare. Bucchieri alla centrale, Pavesi prova a girarsi, fermato. Esce Calabrese. Stretto, stretto, Renato. Sì. Grazie. La faccio tu, che in caso... Vai, Carlo, vai. Falla girare. Rapido. Bucchieri, Gol. Mancino, Da questa parte, Bucchieri. Prestigiacomo. Dai, Renato, bravo Renato. Palla per Berardi che la riconquista adesso. Nasta, Bucchieri con l'esterno Bravo. dall'altro lato, bene per Ferrante che adesso entra in rigore, finta ancora come in precedenza, sinistro, incrociare Nasta, doppietta anche per lui, per il più facile dei gol. 7-1 il secondo tempo, è ricominciato come il primo. Subito Nasta a far doppietta. Sette a 1, sempre più pesante il risultato, il parziale per il Torracchio adesso, che dopo aver fatto il 2-1 non è più riuscita a reagire dopo il terzo gol dell'Academy. Nasta per Prestigiacomo, Berardi, tocco sbagliato, ha recuperato Balsamo, poi Nasta, esterno dall'altro lato per Ferrante, Bucchieri incontro, Mancino, Ferrante si gira bene, sinistro avanti, imprendibile però ovviamente per Orlando, spazza via Arcuri a recuperare l'Academy. Nasta tocca per il destro e la parata di Calabrese sulla conclusione di Tiscione, che ci ha provato. Era salito bene il numero 2, ha risposto bene Calabrese.
Tiscione entra nel rigore, bene ancora. Non c'è fallo da parte di Rini. Guadagna anche rimessa dal fondo il numero 16. Nasta non arriva, Rini tocca per Balsamo. Recuerdo Berardi per un attimo. Bicchieri ancora dentro per Berardi, scambio, i due sono entrati. Berardi calcia. Parata di Calabrese. Poi si impegna Orlando. Col tacco serve Ferrante dentro. Pavesi con la testa. Calabrese. Altra parata. Giochiamo. Prestigiato. Bravo Andrea. Bucchieri. Bravo. Berardi. La tocca di prima, non arriva Nasta. Freno controlla. Rini si impegna contro Prestigiacomo che lo ferma benissimo. Palla per Morrito che ha perso il rimpallo. Avanza Mannino, c'è Bucchieri. Prende campo il 16, verticale davanti a lui per Pavesi che punta il diretto avversario sul lato corto Lerico, le vince il rimpallo, calcio d'angolo. Nasta mette dentro. Vabbè, si è fatto forse fallo, è rimasto a terra un uomo del Torracchio, ma continua a giocare l'Academy. Nasta sposta il pallone, calcia. Ferma adesso il gioco l'arbitro. Ripartito adesso il gioco con Nasta che ha toccato per Mannino. Finalmente il numero 4 trova la via del gol, l'ha cercato tanto durante il primo tempo, adesso l'ha trovato. 8-1 Academy a valanga sul Torracchio, non si fermano i padroni di casa. Lo voleva questo gol Mannino e l'ha trovato. 8-1 adesso cambi per l'Academy, escono Mancino e Prestigiacomo, quindi due centrali. Entrano Di Paola e Signorino, il 13 e il 14. Quindi cambiati i due centrali da parte di mister Di Trapani. Ci sono adesso Signorino e Di Paola al posto di Mancino e Prestigiacomo che ha anche timbrato il cartellino oggi. Berardi, Tiscione ancora in azione offensiva il numero 2, stavolta si ferma, tocco per Berardi, gran palla dentro Pavesi. Cross clamoroso di Berardi, Pavesi si coordina in maniera perfetta. 9-1 per l'Academy che gioca sul velluto. Ha abbandonato il campo ormai il Torracchio. Anche Pavesi trova la via del gol.
Bravo Riccardo! Ieri toccava per Bartolotta, solo per un attimo. Barbarino, Balsamo, lunga per Rini, che si impegna. C'è Di Paola col primo intervento difensivo della sua partita. Messa affidata inspiegabilmente agli ospiti. L'ha già però recuperata la squadra di casa. Di prima Mannino. Prende campo sulla destra l'azione dell'Academy. Berardi, stavolta punta al centro del campo e voleva servire Mannino che se n'è inserito. Chiusura di Balsamo che ha toccato Nasta. Rini a lottare, Berardi a toccare per Nasta, con l'esterno per Pavesi che punta il centro del campo, la palla arriva a Mannino, non calcia, alla sua sinistra Orlando che col sinistro però sbaglia una ottima occasione. Orlando non è il suo piede e si è visto in questa occasione poteva mandare in doppia cifra di gol la sua squadra. Spazza la difesa del Torracchio. Di Paola, Nasta di prima, Bucchieri, Mannino porta palla numero 4 in bucata per Pavesi, 2 volte non passa. Giuffre. La Perrini. Cambia tutto per ieri. Tenuta in campo. Poi spazzata in laterale da Faso. Nasta all'indietro, pallone regalato però a Giuffre. Rini se ne voleva andare col tacco, Tiscione ha chiuso, fallo di mano di Berardi. Veloce, dai! Dai, posizione! Bravo! Dietro la palla! Berardi. Di Paola. Pavesi. Bucchieri. Signorino. Porta palla. Pavesi di prima. Bucchieri. Esterno Tiscione. Va Renato Tiscione, mette dentro, la palla passa, arriva ad Orlando che lotta, poi la ruba Bucchieri, limite dell'area, calcia Calabrese. Girati verso la palla. Falla girare, A lungo falla il girare. portiere, sui piedi però di Ferrante. Mannino recupera, si ferma il numero 4, Vince spiega sul pallone. Poi la ruba Orlando, Norrito che si è addormentato. Pavesi, area di rigore, saltato l'uomo, ancora Pavesi, destro, è venuto male il pallone, l'ha messa alta. Ha iniziato il Palermo, ragazzi, già per 1-0. Berardi mette dentro, non arriva a stoppare Orlando. Calma!
Ferrante, destro dalla lunga distanza, golasso di Ferrante, modo migliore per fare la doppia cifra non c'era. 10-1 Academy, grandissimo gol di Ferrante che poi risulta alla Kylian Mbappé. 10-1. Che partita dell'Academy a valanga sugli avversari. Barbarino, Arcuri, lungo sui piedi di Mannino, Ferrante che ha appena fatto un golasso incredibile, poi Mannino e Orlando, uscita di Calabrese, palla avanti, Signorino, Tesauro, Di Paola, Bicchieri, ancora Tesauro, Di Paola, sale, piscione a destra, palla per Nasta, passata, chiusura difensiva, poi arriva Berardi, che non si appoggia su Tiscione, cerca di non perderla, rimpallo, recuperata Nasta, Bucchieri per Berardi, puntato l'avversario, ancora Berardi, scivolata dura di Balsamo. Perché l'altra volta non potevano, perché lui avevamo meno giocatori. Chiama a distanza, Tiscione si incaricherà di battere questa punizione. Batte Tiscione, Calabrese, rischia, non la prende, poi Nasta dentro 2 volte, non c'è angolo. Ma che trio, ragazzi! Ma siete sicuri? Per l'Academy, Vanno pescati. Dategli faccio una foto per Vicari, Camilleri, ricercati. Basta, dai la fascia dietro. Questa ventina era meglio. La buca! Io ieri sera. Era più sveglio ieri sera. Quando macchiavo avevo non so se mi offendo. Tiscione, Orlando e Nasta. Bravo Robby! Grande score Robby! Fa Tarantino a posizionarsi esterno alto, Camilleri qui a fare il terzino destro, e Vicari a fare la mezzala. Pavesi si gira, gran giocata Pavesi, Calma, falla girare Giorgino. poi pallone regalato a Signorino. Pavesi si gira, Bene Paolo, va bene, tranquillo, va bene. fermato, ricomincia Arcuri, palla per Aglieri, si impegna Giuffre, si impegna anche Faso, non guadagna, rimessa dal fondo Signorino.
Calcio d'angolo dentro, è uscito bene Tesauro. Camilleri, grandissima palla dall'altro lato per Tarantino, è uscito Calabrese. Palla insensata di Camilleri. Rimani Ferro, rimani Bucchè, rimani Bucchè. Dopo questa partita siamo... Mannino non riesce a passare sul Faso. Avanza Ferrante, palla sul destro e doppietta per Ferrante, 11-1. Non perfetto Calabrese, stavolta Ferrante esulta come Lukaku. Non sa più che esultanza fare Ferrante. 11-1. Dai, mi sposto da quel lato. Polito fa scorrere il pallone di Paola. Guadagna rimessa laterale. C'è Buccheri, solo Bucchieri, Solo. Signorino Mannino. Bravo. Gran palla verticale, chiusura puntuale di Arcuri. Poi Ferrante, destro ancora. Ora la tripletta, il numero 3 ci ha preso gusto. Palla dentro con la testa. Ci ha provato Vicari. Non la tiene in campo Tarantino. Messa al fondo. Non recupera Mannino, arriva Arrini. Mannino, gran palla per Tarantino sinistro. Non becca la porta però. Ne ho entrato sull'out di sinistra. Tarantino si impegna contro Faso, non passa. Ieri ancora Tarantino sul fondo, guadagna calcio d'angolo. La vuole mettere dentro col suo mancino Tarantino con la testa, ha toccato Vicari. Andiamo coi compagni. Scusa, 12-1 hanno buttato questo pallone. nell'Academy con di Mannino. C'è stato un problema tecnico. Sto 12-1 Mannino. Non si ferma l'Academy per nessun motivo. Pavesi in profondità, Tarantino, chiusura. Ieri
recupera per un attimo, Arcuri, bagna di messa laterale. Le mani il turracchio avanti, signorino Di Paola, pressing di Giuffre, Bucchieri si è allungata ma se la cava in qualche modo. Vicari porta il pallone, gran lancio per Tarantino che la palla sul sinistro e calcia Calabrese così così. E altro gol per l'Academy, 13-1. Tarantino sulla bella palla di Vicari. Ieri passo ancora ieri toccato per Barbarino, Arcuri Pavesi a pressare e ruba solo per un attimo, ancora Arcuri. Uscito il pallone, sta laterale Academy. Ferrante per Nasta, giocata su Giuffre, poi arriva Rini a rubargliela, si distende il Torracchio, prova a farne un altro a ieri dentro la puntuale di Signorino, poi Mannino, doppietta anche per lui, gran palla per Tarantino, ottima l'idea, meno la realizzazione. Camilleri pressato a Giuffre, Di Paolo a spazza, Bucchieri mette a terra, serve Nasta, alla per Camilleri, Anzino e Vicari, rientra destro con la testa, poi Berardi praticamente sulla linea di porta, becca la traversa, sfortunato Berardi in questa occasione sull'azione di Vicari e la respinta di Calabrese. Giuffre anticipato da Signorino con la punta, ha servito Mannino Tarantino. Pavesi in posizione regolare, punta all'uomo Pavesi, viene calcio d'angolo. Palla dentro, spazzata via da ieri. Falla girare rapido. Signorino, Ferrante, Bucchieri. Di Paola, Vicari, Camilleri. Porta palla il 18, spazio anche per calciare, ci pensa, gran giocata Camilleri, destro fortissimo, 14-1 Academy. È una carneficina ormai da diversi minuti. Anche Camilleri fa gol. Lui è abituato a giocare esterno alto, è entrato da terzino, ha fatto comunque male. Si recupera palla su Arcuri, Vicari destro, sfiora l'incrocio.
questa palla bene Vicari, limite dell'area, Vicari va da solo, messo giù, non gioca calcio di punizione, esce Arcuri, gliela ruba Bucchieri, Mannino, ancora Mannino, prende campo, Mannino, finta, Mannino dentro l'area di rigore, fermato, non poteva più servire Pavesi, che era ormai andato in fuorigioco. Tarantino, cross dentro, Mannino, finta, sinistro, alto sopra la traversa. Ieri con la testa arriva Signorino, Mannino prende campo, ha tanto spazio, Pavesi si gira a destro a incrociare, 15-1, doppietta anche per Pavesi. Si sono divertiti oggi i ragazzi dell'Academy. A valanga sul Torracchio. Sì, ma perché va? Bucchieri. Vabbè sì, recupera, rimpallo, la palla non arriva a Berardi, la recupera Vicari, c'è fallo. Mannino, vabbè si scambia i due triangoli, eseguito bene Mannino, non si abbassa il suo destro. Recuperato Mannino e calciato lontanissimo. Recupera soltanto per un attimo Mannino, Giuffre, Rini, tutto sbagliato, Vicari, Camilleri, Berardi, resta sotto il pallone, poi senza fallo, forse successivamente Camilleri, Di Paola, ancora Camilleri, gran giocata, ricomincia da Tesauro, rischio con la palla per Signorino sul pressing di ieri. Avanza Faso sul lato di destra, su Signorino, Tarantino, Gli aveva dato un pugno in faccia. Asta, Vicari, Berardi, vince, no, tiene in campo il pallone, Rini che avanza, regalata di Paola, prende campo Vicari, si è allungata troppo però, vinto il rimpallo anche Pavesi, non arriva sul pallone. Alla lunga di Paola, Bucchieri, Signorino, Mannino si gira, spazio per pensare, tocco per Tarantino, fermato da Faso.
di passa laterale è per l'Academy. Bene, giocalo. Tesauro. Centrale Bucchieri. Vai Lazio, Gianluca, vai Spazio Lazio. si gira bene. Camilleri. Finte ancora Camilleri. Ce Passato l'hai! da Rini, non tocca il pallone. Rimessa laterale. Di Paola ha scambiato con Camilleri, palla per Vicari dentro. Pavesi non si riesce a coordinare. Poi arriva Ferrante che cerca la tripletta. Calabrese para e finisce qui il match. 15-1 per l'Academy di Palermo a valanga sugli avversari. 3 punti importanti come al solito per i padroni di casa. Un saluto da Sportissimi e da Davide Sgroi.